C'era una macchina che da via Pescheria stava entrando e non poteva perché c'era la colonna. Mio marito gli ha suonato, questo ha capito, è tornato indietro, però il signore che avevamo nella macchina davanti è sceso e è venuto verso di noi e immediatamente, contemporaneamente, ha detto: che c***o hai da suonare, che è domenica? Tutto in un attimo, qui davanti all'istituto a Tessino nel centro di Este, tra le auto incolonnate sotto gli occhi di tantissime persone, una violenza gratuita e inconcepibile che Paola Ciocchetta ha vissuto con il marito Mirko De Poli domenica pomeriggio. Gli ha subito sferrato un pugno all'orecchio, che è venuto giù un rivolo di sangue, e poi pugni, sberle a non finire. Per ultima gli ha preso, io continuavo a dire basta, basta, gli ha preso il viso con la mano, l'ha stretto fino a che è arrivato ad avere in mano soltanto il naso e gliel'ha attorcigliato, e al che io ho preso paura perché ho visto Mirko che ha fatto una smorfia di dolore e sono andata con la mano per allontanarlo e lui mi ha preso la mano e il dito e me l'ha girato indietro. E in quel mentre Mirko si era un po' liberato, l'ha spinto fuori dalla macchina e il signore ha visto dietro la carrozzina che io uso per spostarmi e ha detto: ah, e hai pure una carrozzina, vergognati e va a casa handicappato. E prima di andare via ha dato un fortissimo pugno sulla testa a mio marito. Non ero preparato a questa cosa, è stato all'improvviso, tutto proprio in fretta. No? Era una persona, se la ricorda, a qualche idea, aveva qualche accento. Un uomo sui cinquantina, briciolato, un po' di barbetta e aveva giacca, parlava dialetto nostro. Sanguinanti, increduli, doloranti, Paola e Mirko se ne sono andati a casa, da dove hanno chiamato il 112 per poi recarsi in ospedale. Nessuna ferita grave, contusioni al naso e in testa per Mirko. Paola ha una distorsione al polso. Marito e moglie sono provatissimi. Le tre figlie della coppia hanno raccontato tutto sui social. Paola e Mirko hanno sporto denuncia ai carabinieri. Hanno detto che si sarebbero interessati di visionare le telecamere e di risalire a chi ha compiuto questo atto. Io ho pensato subito alle mie nipoti e mio marito non voleva andare, avevo telefonato ai carabinieri, mio marito non voleva andare al pronto soccorso. Io ho detto: no Mirko, dobbiamo pensare soprattutto ai nostri nipoti e a consegnare a loro in mano un mondo migliore.